la, noi ci abbracciamo canenti c'è. Noi ci abbracciamo canenti c'è. S'avvicina la pizzisa culata, sani la sottazza, mi sa vita incipulata, tutti i giorni nati inculata. Noi ci abbracciamo canenti c'è. Signori miei, ma da dire se è vero una cosa così che io non l'hai visto mai. Può dire, è possibile mai che faccio una ruale sempre prima dei Carusi? Boh, gioventù pessima. Oh, buongiorno Alfiuccio! Buongiorno cara sindaca. Sei mattiniero, eh? Che vuole fare cara sindaca? Tu campati sul travaglio e vuole mangiare. La mattina presto se la sbrazzare le maniche. Bravo, bravo Alfiuccio! Di braccia oneste e lavoratrici ha bisogno la nostra città. Ma comunque, tu lo sai che ci sono qua io, la tua sindaca. Tu a sapere che se io non fossi stata eletta sindaca, a quest'ora sarei dirigente all'INPS. Per cui se hai bisogno di contributi o similari, tu con mia, a stare tranquillo. Tranquillo Mossi. E invece a quanto pare tu sei viva ancora. E comunque lasciala stare Carusi su. E a Fiuccio, io ora vado perché la città mi reclama. Senti, Comunque tornerò più tardi con una graditissima ospite, importantissima, mi raccomando. Va bene? va bene. A grazie, dopo, a ti più aspettiamo, tardi. a più tardi. Ok, arrivederci. Oh! Io comunque- Ma che musica ti sta sentendo? Papà, musica moderna, Musica moderna? Ma, senti, ma te che fai? A cominciare a sistemare il tavolo? E poi ora? non volessi capire com'è che ancora tu ti fai pigliare più fissa e già facci briscola. A proposito, racconti di spunta sindaca. Tranquillo mosso. Sì, ma ancora stiamo aspettando a Ibra che hanno dato l'autorizzazione per mettere questi 4 tavolini da fuori. Vabbè. E io moro oddo, tranquillo Affio, che se non fossi stata eletta sindaca, a stura fossi il capo dell'ufficio tecnico. Sì, usaccio. Arro svigliti. Io. Allora, alla buon'ora. Ma, senti, te che fai? Per sto tavolo ora sta venendo sicuramente la sindaca e sta amica. Ma dico io poi a vostra madre, una figlia buona non va ne una. E a che vuoi? Un semino chi tu è? Sei mio pappalardo. Scusami, dite che il semino pappalardo c'è da dare la certificazione dopo. Se mai fossi tuo vicino dopo tu fragile. Senti, non mi fai sciogliere un rosario che siamo in una settimana santa. Appunto. Ma tu mi ricordi un cucina? A ricordi. Sono io, Mirella, vedi che fai questo sul tavolo, aiuto. Buongiorno a tutti. papà. Io la Patrizia. Buongiorno. Io Pappalardo. Mirella. Ho avvisato il tavolo. Aiuto. E metti questo suo posto buono che ogni volta ci fa venire un mandomare ai cristiani. Ora devo io. Camminando, ma vai toccando. Cos'è? Ma chi sta parlando tu con me stamattina? Ma che dici l'indovinello? Non mi posso indovinare. Io la Patrizia, la tasca. E la tasca? Ma di quali tasca stiamo parlando? Si può sapere. Signor Pappalardo. Camminando, ma vai toccando. E la tasca? Capito? Ma Vedremo se è vero la tasca. Che bravo su Carusi. addirittura l'applauso. Ma questo mi pare a me che era facile, giusto? Oh, Sì, era facile. Signor Pappalardo. facile come mi sta chiedere che direbbe stare un budello, mettere il piatto al suo posto. Ma mi pare a me tanto facile non è?
Mirella, questa cosa, questa. Ma dico io, ma pensate inviato di staccare tutta casa liscia per mettere un budello sul posto, tutta casa rizza. Quando è ora dei calici di vino, chi mi fa i piroietti mi fa. Buongiorno a tutti. Buongiorno Michele, un nega mi è stato, si può sapere? Ma perché chi è? Da Fiocchi. No, ora più now. Oh, sai, Cancelina, avevi prove di cuore di Sant'Ai da giovedì. No, vai, non farà così. Ogni volta. Cos'accio? Mentre che c'ero, perché non mi ne ora presso cannavore. Oh, Aleggio, Affia! Che fa, non lo sai? Che io e mio marito, in questo periodo, siamo impegnati per i preparativi della Santuzza. Certo, no. Ma che fai? Mi facete un favore? Veniva in da cucina a detto, mi mette a cantare assieme a mia moglie. Fammi su favore. Scusi, signor Pappalardo, tua moglie canta allora, eh? Ma io che viene, ci buttano solo. Senti Peppe, a chi ti pare che tutta questa canna, qualche auditorio, oppure ti pare già panna ora c'è una corale? Vedi che tu che inizia essendo ristoranti dei frati Pappalardo. E anzi, su per favore, volessi ordinare, forse oggi facciamo qualche cosa. Oh. Quando è vecchia mica diventa, cos'è? Michele! Michele! Mia cognata con te ce l'avevi! Ah no, signor Pappalardo, la candela, questa è facile. Ah, la candela! Ma ero troppo bravo sto caro, su due inzittavo. Bravissima! Senti, non fai un favore, invece di aspettare del carro, e sia così bravo come dice un video, ma perché non ti stai non leggeri scotto? Dico io, invece di aspettare del carro, io non fare niente. Papà, ma quelle Scotti, non lo vedi che Gero sta lavorando? Ah, sta facendo? Io non mi accorgo, non so che viene a fare, stiamo giocando. Ma sta facendo, qui c'è uno che viene in casa a setta, sta giocando da conduito, anzi te figli famiglia e mo chiama ciavaglio. Non che fai bello? Oppure di nuovo, senti? Papà, ma che stai dicendo? Gero sta studiando per un concorso importantissimo come Seretro. Ascolti, ma che fai? Vuoi tenere bene un retro tu? E c'è una mano a Tommaso, aiuto, retro. Sta studiando, senti? Ma dimmi una cosa, non è meglio che io umano chiesto? Ah, papà, ma com'è che ancora tu non l'hai capito? Che Kid è stato dopo e togliennero. Ma vuoi? Ma di che sta parlando? C'è chi sul catto quando non sono questa cosa qua, questa farfalla che arriva in gioco, c'è tutti i miei figli. Allora hai visto buono? C'è la pizzeria, l'innocente che c'è io zitto. Ah vai, da tagli. Allora, intanto a Picciridda avevi quasi 28 anni, annocenti. Che poi passo tempo, 28 anni. Eh, E comunque uno che viene a viene a tenere parte non c'è l'ugno a cosa. Ah, non te si può dare. ai, papà. Ma non c'è vuole. Ma guarda che Gero è di buona famiglia. Ah, E sì. poi è dotturi. A mia ma giù un dottore, a mia ma giù un dottore. Dottore, ma scusate, vero? Ma hai un dolore canno centro rogoggio? Non è che mi potessi congiullare, vero? Ma no, signora Patrizia, non sono un medico, sono un dottore in scienze giuridiche. Iaffio, a niente Seppio, puoi stare fuori, hai ragione. Dove ho ragione. Dunque, caro qualcuno, senti Pedro, fa una cosa, finisce il gioco di ciavagliare, di giocare, scusami, Io guarda. sto lavorando, Sì, signor te che Pappalardo. ma te che fai tutto a casa, specie giocare. Piano che è un Apple, piano. E guarda che A fai? me là, Sì, piano. ascolti, guarda, fa una cosa. Guarda, che caso di sus. Aspetta un secondo. Sì, Io stavo lavorando. ti sto ciavagliando. Guarda che fai, ascoltami, Pedro, fai una cosa. Quando tu ti trovi in ciavaglia più davvero come i cristiani, vieni qua, tassetti, mangi, e forse fai qualche altra cosa. No, vuoi dire, ascoltami.
Ottieni! Non ti fanno toccare tutto qua! Le caldo! No! Mia mozza, per favore, abbessa tu tavolo, che se sta prendendo una sindaca, forse che porta qualcuno gli qualche cosa la fanno. Abbessa, scusami. O su belli o su brutti, vai toccando culo a tutti. Aspetta, la sedia, zia! Brava, Mimuzza! Bravo, te prendo, magari mi muzza che la terza A scuola media, figlia, terza media. Sembra che tu scopri. Comunque, che a scuola media, dan 7 tondovinelli, senza bisogno di dottore. Per favore, adesso Bonjour à tous les morts. Baronessa carissima, sta accomodando. Merci. Già, c'est votre amore. Non sa che... Non sa che un pazza ida, poi non so fin notte che ci amore appresso. Aspettassi che ora ci porto a ciotola a pocanuzzo, castura a questo cauro, ciao in asiti. Merci. ma vuole canuzzo? Dai, non sta virando canuzzo. Lo sapessi io che ci venisse il muzzo con il tuo canuzzo. Da cui sono a suo vizio di prendere a cainza. Merci. Baronessa, che mangiamo oggi? Ah, voi avete tante specialità, ma io solo una cosa prendo e voi lo sapete già. Ma baronessa, stava pensando, ma che fa? Ci faccio due belli spaghetti a carrettera? Che dici? Ma cosa dite mai? Cosa dite mai? No, grazie, io sto attenta alla mia linea e poi nella mia dieta non esiste la parola pasta. Senti? Portatemi semplicemente la solita bruschettina au pomme. Ma che con pomarolo vuole dire? Ma oui, ma chère, ma oui. Ma che stai una perché ti sazia? Sapete che fai? Sta bezza totale per cortesia. Va bene. Mirella! Potete cercare una bruschetta di qualcosa, con Pommo. Tua figlia è assettata al tuo bagno e non si sussiò più. Buongiorno, baronessa! Ci viene a portare la bruschettina? Prego. Ya così vieni a salutare e magari a vedere come era vissuta oggi. Oh, merci, mia cara Cettina, guarda. Oggi ho indossato qualcosa di sobrio, un abitino semplice dell'ultima collezione Dolce Campagna, con gioielli preziosissimi. Sobrietà, baronessa, è la parola che la contraddistingue. Veramente, cara, sobrietà. Sobrietà, sa calcolarsi, dico io, perché non poi c'è questo vocabolario, che ti metti un ciotto di pure proverbi. Sobrietà. Oh, buongiorno, baronessa Truscià. Oh, finalmente una persona di famiglia che ricorda che le mie origini sono francesi. Ma certo, baronessa, come potremmo dimenticarlo? Lo conta sempre. Che è nobile, che è francese, che se ne va a passeare con lo champagne all'Isère, che se ne va all'inaugurazione di Louis Bourbon. Come brava vostra figlia. Sì, e magari che ha visto una capa fotografia con tutta noblesse parigina da sotto la Cura di Trionfo. Sì, e l'hanno visto magari che scupa, che svolazziava sopra la Torre Eiffel. La Befana! Ma come siete spiritoso oggi, mio caro Michel? No, guarda, grazie, la bottiglia era solo un bicchiere d'acqua. Sai, il mio nutrizionista dice che non bisogna bere durante i pasti. Volessi conoscere questa nutrizionista, che c'era una bruschetta 7 ore su 7. Ma che ne puoi capire, zia? Sarà una nutrizionista francese? Certo, invece capisci tu, vera mamma? Cammina in cucina con mia a friggere uova, cammina. Buon appetito, baronessa. Voglio chi da nutrizionista. Ah, sì. Angelina! Magari tu ci avessi a chiedere una nutrizionista da baronessa. Che stai
dicendo, Patrì? Ma quindi già finissi di mangiare tutti sti dolciumi? Questo è solo uno spuntino per potermi prendere le medicine, lo sai. Ma mia cara, uno spuntino potrebbe essere anche un bel frutto. Ti ne scansi, barone! Io, la frutta mi fa bene il reumatiorismo, io soffro di colite, la frutta. Mischina Angelina, invece l'iris da bessa. Senti, Paci, tagliela, è tornatina a fare le indovinelle, va? Prima che mi fa sbagliare a pigliare... Subito. Permette, barone? Ma poi ce ne faccio portare in auto, che maggiova. 1, 2, 3, cellulite, tie. 4, 5, 6, ansia, non ci sei. 1, 2, 3, colite, adieu, adieu. 4, 5, 6, atroci, vai da lei. Senti, barone, ce la fece magari in francese apposta per lei. Ma cosa cercare, ma cher? Excuse-moi. Cosa mi calo? Anticellulitico, anticacolitico, antireumatoitico, anti-ansiolitico, antigravidico. Antigravidico alla tua età, Angelina? A mia età? Ma se sogno un fiore. E comunque, parlando con lei, baronetta, aveva accattata una parata anni fa, chi fa la via chitarra? Da sta casa non si etta niente. Oh, arrivederci, buon proseguimento. Loro sono i normali e io sarei la matta. Amore, Jean-Jacques, non ti muovere da qui che mamma torna subito. Vado alla toilette. Sindaco carissimo, ben vista, ben trovata. Buongiorno. Buongiorno, vi ho apparecchiato il solito tavolo. Buongiorno Patrizia. Faccia il cavaliere come mi ha insegnato mamma. Anche la Grazie. signora. Grazie. Ma la sua ospite mi sembra forestiera, non mi pare facci vista, vero? Facci che non è vista, centonzi veni pavata. Muta sta, e da sto casa a pavare. Scusate, ma se parlate questo dialetto così stretto non vi capisco. Cara Benedetta, questi sono Alfio e Michele Pappalardo, i proprietari di questo ristorante, che è uno dei più belli di tutta la città. Ma che dico della città? Della provincia! Cara sindaca, a chi dice la provincia? Da regione, da regione! Cara sindaca, chi fosse questa sua... Chi fosse questa sua cara amica? Non lo so poi. La signora è la... Io sono la dottoressa Benedetta Padovan. Mia, mi serve una dottoressa, mia. Dottoressa, ma scusate, vero che disturbo? Ma hai un dolore cano, centro codro? Non è che mi potessi tagliare, E vero? non tu stocchi sto conto, poi ci torna dopo. Ma io non sono un medico, io sono una giornalista. Che grettume. A niente manguida serve. Ma cara Patrizia, ma qua ci sono io, la tua sindaca. Tu devi sapere che se io non fossi stata eletta sindaca di questa bellissima città, sarei stato primario del reparto di ortopedia. Tu con mia, a stare tranquilla. Tranquillo, Mossi. Vabbè, e comunque questa mia cara ospite è la giornalista Benedetta Padovan ed è venuta qua per fare un bell'articolo sulla commemorazione della nostra cara Santuzza.
starà con noi un paio di giorni, visiterà i nostri luoghi e magari ci farà un po' di pubblicità anche ai nostri bei ristoranti. Ma bellissimo, bellissimo. In che giornale scrive, dottor giornalista? Come lei chiama? Io sono una freelance. Io collaboro con diverse testate del web. Ho un blog di viaggi e do consigli. Io ho milioni di followers sui social. E faccio un click e tutti lo sanno. Io raggiungo tutti con un dito. E per fortuna che sanno solo quando fa un click. Dunque, Tu cara... ne capisci di internet? Che ne capisci? Dunque, cara dottoressa giornalista, io di tutte queste cose che state mondo non ne ho capito niente. Dopo forse miei frati e Gannone, a cominciare la mattina che buongiorno e finisce la sera che buonanotte. Sì, maleducato. Io capivo che ci faceva assai, che era un piacere, però almeno una cosa ci ha imparato a mia figlia, più 40 video. Ma che cosa vuoi, Affio? Ma chi ne ha capire tu? Anche questo è il lavoro. Mantengo le relazioni interpersonali. Signor Sindaco, lo sa, magari a lei penso sempre. Vi leggete ogni mattina nei messaggini? Non ne perdo uno. Ma comunque, caro Michele, ma perché non inizi a seguire il blog della nostra amata Benedetta? Ma certo, ci metto subito bello like, a così magari mi fa una bella recensioncina. Che ne dice? Sicuramente, signor Pappalardo, ma solo dopo aver mangiato. Bravo! Scusate, ma cosa sarebbe questo Tu spiegami fra. No, non si preoccupare. Ora poi mia figlia mi buzza, a poi c'è un po' di tutti vitti a baronessa giornalista. Va bene? Ora che... cara dottoressa giornalista, deve sapere che lei caccia su un dei ristoranti dei frati Pappalardo. Che si sa quando si assetta e non si sa quando si susa. Ci pare che te si bravo, non aperto là. Che la gente già si riúne e ne ci molte di fame. La verità stai dicendo, Affio. Buongiorno. Buongiorno. Sì, è caponata? Oh, grazie. Sì. Senti, nel caso di dire una cosa. Che Che c'è? lei come non essi? Chiama a fare. Che lei come picchitita da specie che tu cava da realtà. Ma figurati, tanto ci vedremo anche fuori dal ristorante. Tanto ti rubiamo, sai come così. E comunque, ero in bagno da stamattina che ho un mal di pancia. Ma che fa? Vuoi tenere la panna? No, tenere la panna. Allora tu, già finiamo queste cose. Ordinazione. Oh, bravo. Allora, cara dottoressa giornalista, che facciamo? Incominciamo con l'antipasto? Che dici? Allora, come antipasto facciamo le froscette di mia moglie Ricettina, che è una mia... Scusate, ma cosa sarebbero queste froscette? Le froscette... Dottoressa, giornalista, lei ha ragione. Grazie. Non può darti. Ah, perché come si chiama? L'abbiamo chiamato io, avevo 50 anni, che chiamiamo froscetto. Ma non dire che è incontinente, che ti d'onore. Dottoressa, le froscette sono delle frittatine. Ok? Deve sapere che mia cognata, lo sa com'è conosciuta? Cettina, la regina della frittatina. Pino Puppino si unge una notte. Cos'è? Chissà se io le ciglia. Bravo, gioia! Manni Millo sopra a Facebook questo cuoricino prima che pensano che siamo lassati, però ora continua. Vai. Che fanno errori e potendo che non dai. Può dire, ma quando era bello quando giocavamo sulle ammucciate, a retalapuri, acqua e acqua. Ora abbiamo mandato che cose.
Affio, chi non è social queste cose non le può capire. Per favore, continuiamo con l'ordinazione, mi stai facendo perdere tempo. Cara sindaca, io queste cose ma non voglio capire. Oh, Non manchi capisco, ordiniamo gentilmente. allora, vai, come antipasto facciamo sti frittatine da vicino. ok. Oh, come prima... Chi è? Non manchi parato. Posso farvi una domanda? Domandassi. Quasi. Queste frittatine sono fatte con uova biologiche? Rispondi. A sto minuto non ci stai pensando? Non ci sta pensando. Lo spiccio accettina, cosa per sicuro? Accettino. Accettina, ma come che? Vada, Ci penso io. vada signor Pappalardo, Vada. ad informarsi. Chi la domandavo? Le uova biologiche. Biologiche, subito. Scettina! Scettina! Ora vedi. Vuoi Scettina? Chi è che vuoi? Ah, c'è- Mica mi sa bruciare i cosi da bene. Chi è? Scettina, ti dico una cosa. L'uova che tu fri, chi su uova biologici. Biologici. Ma poi oggi che hai una data dell'uova? Non le stai capendo? Biologico. Che vuol dire sta parola biologico? Ma poi come tu domandavo? Accettina, stiova su biologico o no? Oh, ma ti spiegare che vuol dire biologico? Perché io in questo momento non stai capendo. Comunque, la dottoressa giornalista vuole sapere su biologici. Senti, ma da spiegare che vuol dire biologico? Non l'hai capito? Avanti. Accettina, biologiche, da su biologiche, non ci misura tipo di senza dire natura, Ma che dici? Ma te che fai dare a tuo scatolo? Perché c'è Mi ha te la spazzatura quando controllo. io ho scatolo di uovo su, io e te. Ma perché buono, non ti do che c'è buono. Non la stai venendo. Ma niente c'è scritto, da lì, ma con l'etichetta c'è. E allora che tu non ci spendiamo manco 50 centesimi per scriverci su biologici, fuori se ci mettiamo di DT. Allora, vicino perché ti sta studiando per lanciare la recensione. Gli affari. Dunque, dottoressa giornalista, che malaionnata che mi vende. Ci voleva dire che l'uova dei fratelli Pappalardo su biologicissimi. No. Dunque. Ora, allora, come primo possiamo fare cannaruccione e casas. Ma chi sta sempre con questa manisata? Che fa magari di cilessa? Specializzato nella rottura dei basissimi. Ma io non scusassi, sindaco. Signor Pappalardo, a quanto dite le vostre uova sono biologiche. Biologicissime, giurissi. Su giuro, su per la testa di mia cognata Pacifica. Posso farvi allora un'altra domanda? Domandi, dottoressa. Le galline sono galline allevate a terra? Ora mio frate ci ospita a sua moglie e ci ridiamo. Veramente io, gli addini allora che sblattano sopra gli altri, non hai visto mai. Che domandare? Lo sapete, sì. Certi non sappi se è addini o non è. Vada. Non era, gli addini. Cettina! Vai! Cettina! Che Cettina? Ma chi è oggi? Chi è che hai? Ti voleva dire l'uova cioè gli addini. Chi è? Dici su Ndera o su... Ti sta facendo pigliare più fissa di una foresta. Lei dirà ci penso io. No, io ce l'avevo dire. Buongiorno. Cara Cettina! E sai, la mia Sì, a domandassa mia. Cara dottoressa giornalista sottuole, ma che vuole sapere lei dei meiaggini? Lei deve sapere che le meiaggine non sono aggevate in terra. Dei materazzi sono aggevati, tanto sull'Inter puliti con tutti gli insolati di leno, a capoto. Ma scusate sindaghessa, ma io ero una famiglia più lourda e cagliotti, non ne facevo No, Brava, questo è troppo. Cara sindaca, in una bettola mi avete portato e quello che scriverò non vi piacerà affatto. In una bettola di ignoranti e fanfaroni.
No, ignoranti fanfaroni! Ignoranti, fanfaroni! Ma mi sta ammazzi! Ovvio! Sì. Ma che malaiuto! Comunque, Michele, che sta facendo? Un respiro. E poi dicono che a 2 anni non bollaio non può stare. A me mi pare che a 2 anni non può stare a bollaio. E comunque, dottoressa giornalista, se scordassi che tu carissime moglie, che io mi scordo che tu mi disse lei, capiamo, non che significa. E passiamo all'ordinazione. No, No? caro signor Pappalardo, troppo facile. Le posso fare una promessa. Passeremo all'ordinazione se risponderà a una mia ultima domanda. Oh, vedi che io da banda non ci vuoi perché io ho un coppo della sagna non mi Ah, scusami, perché dite domande, signora dottoressa? Sì. Queste uova sono uova di galline felici? pigliati di stezza. Vuole sapere se Edri sono felice di uova. Cara dottoressa giornalista, gli incontinenti che cosa è? Le nostre uova, guarda che sono felici. Si stanno ammazzando interessata magari non Signori Pappalardo, ah, ma si dice! quello che scriverò Scrivissi! nella mia recensione, nel mio blog e nel web, non vi piacerà affatto. Ve ne pentirete. Ma voi è di? Vi passerà la voglia di ridere. Se mi è Sì, Meno male. perché io vi rovinerò. Arrivederci! Arrivederci! A più Arrivederci. Signora Sindaca, che aggiungi? Ragazzi, avete un po' esagerato, ma non vi dovete preoccupare, Ah, potevo stare sapere. perché ci sono qua io, la vostra sindaca. Voi dovete sapere che se non fossi stata eletta sindaca, a quest'ora sarei conciliatore sindacale. Anzi no, ma che dico conciliatore? Giudice di pace proprio! Ministro! Prefetto! Arrivederci! Benedetta Padovan! Benedetta! Se ne appuntare tu batto dai giardini, non vedremo dopo. Ma lei che avevo io di nuovo? Oh, baronessa, ma non è che sta? Alla toilette. Alla toilette. Ma dice, ma io dico, ma che se non hanno un gabinetto a sua casa? Scetti. Buono, fruzzo. Baronessa! Ma che? La dieta prevede anche la caponata? No, ma cosa dite, mia cara? E io Jean-Jacques che sta mangiando la vostra caponata. Ah, era organico. Lui va veramente pazzo. Ho capito. Amore. Di due sì che si è visto aspettare a mangiare, non come accettone che si è visto una tenere a guinzaglio. Sì, a guinzaglia e camuseruola. Sì, bravo, bravo. Sai che fa suo marito? Fino a giabbanna, e ci punto tu bazzelletta all'oviceggi. A così altro che sono felice, sta facendo delle risate. Ma cosa dice vostra moglie? No, niente, devo dire una cosa, parlavo tanto per dirla. Oh, scusate, devo prendere la borsa perché devo andare via. Scusate un attimo. Comunque, adesso noi andiamo via.
Anche facciamo 2 passi, anche perché Jean-Jacques ha bisogno di digerire il mio caro cagnolino. Ah, certo. Vabbè, se facessi solo passi. Mi sembra di essere in una gabbia di pazzi. Oh guarda, guarda, guarda. Ma quale fondo? Io ne ho caputo suo cane passia io, vita passio cane. Cioè, perciò Ida che è spostata libera precisa. Brava. Che cammina a cocanuzzo finto. Che a Cirona magari a mangiare, dice a Noace che siamo pazzi di catena. Comunque... Angelina, facciamo uno selfie! Prima che pensano che siamo la Ma quando fame di ragioni, con non mangia a vista, mangia a muccioni. Oh, mi muzza! Ma chi è? Segnano tutte pare. Che state cercando niente? Ah, mi muzza a casa. Ma da che fai? Sparecchia tutte cose pure. Per cortesia. Modiriedini, l'uova, la frittatina. Scendiamo chi dice lo continente, poi viene che gli ci voleva vedere. E invece sono tutte pazze. Ma da che fai? Fai una cosa bessa tutte cose, sparecchia. E mi pare che poi oggi non si mi potevamo magari, scusa mia, tu come pigliate. Anzi fa una cosa. Da caponata mettila dopo, che ora poi ci faccio provare a... Buongiorno! Qui. Buongiorno. Scusassi l'orario. Sì. È possibile avere qualcosa da mangiare? Ah, lei è buona di mente. E certo che sono buona. Ha ragione. Sono una persona esattamente sana, perfettamente. Sicuro. Sicurissima. Ah, lei ha ragione perfettamente, il problema non ha. No. Perfetto, allora lei si Come sta a parare? Ci capitiamo solo pazzi. Buona giornata. Ah, mi scusa una cosa. Ci volessi il bagno. Lo sapi chi è? Nome quartiera Civita, no periodo di Sant'Agata. Sì. E sì, c'è l'usanza di cicere, di mangiare cicere. Sì, lo sappiamo. Tant'è vero che a me cognata fece una bella quarara di cicere. Una guarda, Che spamavo tutti, sciane, parenti, a tutta sciane. una cisterna. Perciò mi ricriai a mangiare a giù stomaco, a cane e scino. No, capisci, signora? Una tempesta! Lo capisci, signora? Arrivederci. Che facci, siamo Tu un palloncino. Quale palloncino? Ma io dico, ma non hanno gabinetto a pizzeria del suo cazzo. Al fiocco di Angelina. Ah. Che me ne sta dicendo? O divino, guarda, o divino, che ora io ti aspetto che... Affio, Che le tutto parole. ora a te. No, mia, tutto a posto. Esattamente. Con due palloncini. Che sta facendo? Chi su? Ah, fa una cosa, ma me ne sta dicendo? Ma che porta cielo che ci sarà un bicchierino fuori che viene una signora e dice 4, 5, ci fa tempesta, divino. Ci sarà un bicchierino qua fuori. Ma quale bicchierino? Vieni qua c'è un bicchierino, tu fatti scudare Mica io fuori. ci cammino, che il mio può scattare, scappa. Ma chi mi sta guardando? Io dico che tocca un palloncino. Ma che è buffo? Ma se non c'è non va. Un attimo signora, un attimo! Se lo vai? Fate signora, così. C'è la tapoteggi, tu sai. Io palloncino non è. Quale palloncino? Ah, s'accettasse, ora ci faccio un bello piatto, dopo s'accettasse. Ora palloncino ci faccio buttare, che ci volesse a mio frate per darci lo piccino. Prego. Ma palloncino? Che dice è buono, buono. Ragazzi, questa è una bella caponata fatta da stamattina pescatissima. Non si preoccupate, se c'ho qualche peluccio, state tranquillo che chiede in cani figli. Vestino che pila! Grazie signora, mi muzza la terra ci messo e come ci sta caponata se non aiuta, ci vuole. Qui. Buongiorno.
Posso colocarmi? Sì, prego, si accomodi. Lì. Mamma, stavamo chiudendo. Ma non la stavo, che viene a fare? Io ti chiedo l'auto, arrivederci. Buongiorno, benvenuta! Buongiorno, ecco, che veniamo, che abbiamo che cosa c'è oggi? Buongiorno, che spirito, guarda, grazie, ma io questo bar, questo cavolo, siamo stati andando a bagno, ora veniamo magari qua. Che veniamo, pronto sì? Avanti, forza, musica! Gli amici che ascoltati, lume cantati, di lume matrimonio voglio parati. Ieri di Magestine Vagaluti e mi sposai con tanta amore. Una signorina di così sebella era lucente come una stella. E quando come sole della stanzetta si ruavano in guanti e la giacchetta. E io ci dissi per spugliare di non vedo l'ora di abbracciare te. I te mi dissi dimmi da sogno, spegni la luce che mi vergogno. Ma contentalla da luciasto dai. Ma quando la domai, ma c'è che guai. E ce ne stai nel giuntunato, questa panzerata aveva levato. E la parrucca se la spelava, dopo modino la conservava. E ha messo a mano buono le sentimenti. Quando ci visti io, levare le rende. Si fuma la lima, si vive un vino, si spiega una sonda un cucino. E tutti i patti, le osservazioni, mi dici stupido prima scattare. Ormai è devo dire, non c'è che fare. Ce l'hai tutta ma me la tenere. Bravo Don Simone, valore aggiunto della nostra comunità siciliana. Grazie, Ma venite qua, sedetevi. E Mimuzza, perché... Mimuzza, sposta sta sedia. Vieni qua, peppiniato, accettate qua, peppiniato, avanti. Accetto vicino alla sindaca io, eh? Sì, a te. Quando riesci a stare nata buona per io. Avanti. Sì, e vi offro un caffè. Ah, ok. Non esageriamo. Siamo due. Caro Don Simone, come va? E come devo andare? Sti giovani con questa nuova musica, i trappi, i zippi, io lei, niente, non si capiva più niente. E io purtroppo devo andare al dell'emozionato per un caffè o un centesimo per ripetere. Ormai la musica, la poesia, la tradizione, questi giovani vuol dire l'hanno schifiata. Caro Don Simone, ma non fate così. Ma lo sapete che ci sono qua io, la vostra sindaca. Voi dovete sapere che se io non fossi stata eletta sindaca di questa meravigliosa città, a quest'ora sarei ambasciatrice della sicilianità a Bruxelles. Ve lo faccio fare io il grande salto. Guardi con mia ad stare tranquilli. Come Catania. Ma quale grande salto, Don Simone, ma non ci pensassi a fare certi salti nel vuoto, starsi con noi, tanti amici insieme. Sì, ragione hai, mio mozzo. Ogni giorno, Don Simone, sta vedendo che bella tavolata. Casi di sicuro che un pezzo di pane trovati.
È un sacco, Appio. E sull'auto che non ci credono, io sono anni. Sì, vedo signoruzza che casa tua buona. È buonissima, Mirella, bellissima. Mirella, vada che fa, potti cercare due doccine all'amici. Buono, vedi Peppinetto, ho visto, qua già è andato giusto. Mirella, onde si è infuocato? La settata andò a bagno, non esce più. Ma sembra un po' capire cosa fare. Se potti mangiare troppo turrone risandato, sai che già ci va pazza? Buongiorno, dei dolcini, fatti freschi freschi. Peppinetto, guarda. Peppinetto, Peppinetto. La cuppa è dato. Sì, caro Don Simone, dato. Ma io non si sapere, Affio, ma che cosa c'entra? Un dolore di panza di tua figlia o sto povero Cristo di Don Simone? Ragioniamo, dopo ci vuole. Non stai vedendo. No, cara sindaca, deve sapere che fu Don Simone a insegnare e farne assaggiare per la prima volta chi che era un turrone di Sant'Aita a Mia e a Mirella. E di 2 minuti è diventato un nostro dolce preferito. Sì, e come sanno fare buono, maggi, lo fanno perfetto, è il loro dolce preferito, si arricchiano a fare sto turrone. Sono troppo bravi, vero? Bravissimo, Sì. Questa cuppa è dato. Lo sai perché? Perché invece di imparare a cucinare, ci imparassero a tostare mennole. No, Appio, non mi toccare torroni. O torroni è tradizione, o torroni è costura, o torroni è arte. Vero mi mozza? Ma sì, è vero, ma infatti io mi sento tannicchia un artista. Che raggiala, ottimo pure, un artista. Ecco, dopo c'è un artista, vedi, allora c'è artista. Ma quale artista, papà? Appunto, quale artista? Ciao, vedi, ciao. Senti, avvicina. Niente, quando che ci sono, magari io. Ma non potete cercare di non avvicinare. Chi avavo poi? Senti, da ciuttare il suo dolore. Ah, vai. No, senza vai, guardini per trovare. E allora? A Fiuccio, Ah, io mi volevo scusare per il comportamento della mia ospite di prima. Addirittura a minacciarvi. Ma di unici vinni, io non faccio. non si preoccupare, se non c'è questi problemi, tutti gli squat si portano dietro. Sì, ma io ci sono rimasta male. No, non si preoccupare, che cosa fare? Chi è? Che può? Ma chi è? Non vogliamo andare questo. Chi è? Mi chiede? Guida, questo è tuzzo gracilino. Non ce l'ho questo io. Ma abbiamo, abbiamo tutte noi. Ah, vai, Michele, sei sempre pessimista. No, non si preoccupare, sei già dopo di mio cognato Patrizia, che ci fa dire i proverbi. Ma quale sei? C'è una recensione sul suo blog in prima pagina di tutto l'internet che parla di noi, una rovinao, siamo rovinati. Baruganavo! Una rovinavo! Siamo rovinati, io e Peppinetto! Peppinetto, scuotati! Oh, io non dato parecchio! Guarda, sapete che ti dico? Visto che c'è questa situazione, ora veniamo a Bruxelles! A Bruxelles, salutiamo! Michele, ma si può sapere chi fu? C'è una recensione terribile sopra noi, leggete. Che dire dei fratelli? No. Una. No! No! Ma chi è che vede? Che io? Chi è questa recensione? Recensione, Pitti, io ci volesse che si ingrapone! Recensione, un commento sopra internet, sopra... Gli hai ragione, Michele! Ci vuole il recinto Pettia! Sì, una capra! La recensione è un articolo su un albergo, su una trattoria, su un ristorante. Sopra noi. Siamo rovinati! Siti rovinatissimi! Siete
ubriachi, facetemi leggere il gioco, chi è? Leggi. Leggi, quando leggi, leggi. Che dire? Che dire dei frati Pappalato? Continua. Non meriterebbe neanche un commento questa specie di bello che si spaccia per trattoria. Vai. Personale scottese e ignorante. Ignorante la vecchia, no? La peggiore esperienza della mia vita. Consigliatissimo. Consigliatissimo. Sta granulofia. Vuol dire pulito, dicitura. Ragazzi, io devo andare, io non posso più farmi vedere qua. E voi lo sapete, io ho una mia reputazione, la mia campagna elettorale e devo andare. E purtroppo io devo andare. Dottor Scusate, picchila. Ma perché picchi? Io può stare tranquillo, io se ne sta pieno. Ma quali tranquillo? Tranquillo Mossi, condoglianze. Io mica. Ma che sta succedendo qua? Ma che ci fai se ti donna la meseggia? Sì, ti faccio no di te. Susiti, tanto che fare, ma Ma non mi interessa, che giorno è posto? Ma tanto qua non c'è più niente che fare, perché non ci viene più nudo, ma leggi sta recensione sopra noi. No. Leggi. Che genere? Chi legge? Chi legge? Mi scudello chiaro. Legge Vabbè, ma ci viro. Personale scortese È ignorante. e ignorante. Signor, direttamente dai fine. E certo, che vuoi che faccio l'inizio? Fare veloce. Facci. Siamo rovinati. Siamo Rovinatissimi. Siamo neri. Buongiorno, posso accomodarmi? Ma che ti può accomodare? Ma che fai tu ne leggi giornale, la recensione, i capri, i polli, niente leggi? Ma quali recensioni? Sì, Non ne per so voi niente, signor Pappalato. Sì, scusa mia, volta ne vedo che siamo chiusi, rovinati, rovinatissimi, personale scottese e confusionario. No. Ciao, vottini, chiusi siamo, vottini. Ma voi sparite. Finella! Minuta! Qui! Io sono subito bravo. Ho detto un poco. Ma da che fai? Fate una passata magari su pure. Facci di una bratta che ho chiesto. Con qualsiasi io faccio che già io stangare, sbarata tutte cose. Pure, vottini, che io mi stanno con la mamma a fare una passata. Va bene, papà, ci penso io, venuto le Arrivederci, tiri. mi raccomando a te. Ma io ora quasi quasi, anziché usare i cosi, ci faccio un bello solitario che mi rilasso un poco, perché sta giornata è tutta parasciana. Non si capisce sta gente che vende, gente che si va, non tu mangia, non tu fa, ma comunque, vedremo che potremo fare. Ehi là, dottoressa, buongiorno. Buongiorno. Non è che per caso avete trovato il mio foulard? No, veramente il canelli c'è. Peccato, pensavo di averlo Ma lasciato qui. posso offrirle un caffeuccio? Un caffeuccio a me? Non siete mica arrabbiata? E non li leggete i giornali? Scusate, voi sapete leggere? Certo che saccio leggere e saccio fare tanti altre cose, come ad esempio perdonare i cristiani che scrivono No, io non dico fandonie, cara signorina. Mimma, per lei anche Mimmuzza. Bene. Comunque, s'accomodasse signorina Benedetta. Ah, noto che ricordate bene il mio nome. Oh, a mio ci ripeto che funziona troppo buono, le cose che mi interessano. E comunque, che dice, possiamo darci del tu? D'accordo, accetto volentieri il suo caffè. Ah, allora, aspetti che tu porto subito, non ti ignori? Belle queste carte, molto caratteristiche. Faccio una foto.
piacciono? Sì, molto belle, caratteristiche queste carte. Queste sono le carte del gioco del Tivitti. Tivitti? Tivitti. Guarda che il Tivitti è un gioco troppo divertente che ti farà entrare nel vivo della tradizione della famiglia Pappalardo. Anzi, ma quasi quasi mi viene una pinzata. Ma che dici tu, un signo come morissime papà? No, grazie. Al momento non mi interessa imparare questo gioco del TVT. Ah, ma allora sei antipatica proprio. Ti perdonai, ti offrì un caffè e ora manco conto mi vorrai. Ti ho detto comunque che il Tivitti è un gioco troppo divertente, che proprio ti farà entrare nel vivo della tradizione della nostra sicilianità. Non muoio! Oh, Don Simone! Tutto a posto! Sì, Ma così? c'hai un ospite. Ci stava insegnando un gioco Tivitti per farla allacciarsi nel vivo della tradizione della nostra famiglia. Ma aspetta, mia mozza, ma chi è? Il giornalista da mica do? Chi è che mi rovaniamo a tutti? E spazio tu ti metti a giocare a cazzo qui? Ma come ha ragione, mia mozza? Senti, intanto tagliela con questa storia della rovina che mi sconso Ioco. E poi ti dissi che ci stava spiegando Ioco Tivitti per farla entrare nel vivo della tradizione siciliana. Che mia mozza? Ma tu, per farla trasina una tradizione siciliana. C'è imparare la storia del turone di Sandai. La storia del turone di Sandai, che io abito proprio in 4-48 ore per i festeggiamenti. La storia del torrone, che... Bello, Don Simone. A me sono molto attratta dalle storie, prego, me le racconti. Ah, e allora? Abiti ora 4-48. Va bene, Per allora Veneto. dacilla. Per Veneto, grandi siamo. A posto. Avanti. Mozza che? Dottorello. Quando era Caruso, era esperto e assai scioroso, e c'era una bro di melloni chino e chino, Gallo senza rispetto ce l'aveva ruffato. Santa Eduzza e fammi la razia di farmi perdonare. Santa Eduzza e fammi la razia di farmi perdonare. E la mennola che era amara, e lo mangiuni cabbandiava, perché io sabia dato, che tutto c'era mi ha spodoriato. Santa Eduzza e fammi la razia di farmi perdonare. Santa Eduzza e fammi la razia di farmi perdonare. E la mennola che era amara, e lo vecchiano che soffiettava, perché via mai pensato, che tutto c'era via fregato. Santa Eduzza e fammi la razia di farmi perdonare. Santa Eduzza e fammi la razia di farmi perdonare. Lo sacco era pesante, le gambe doloranti, la casa assai lontana, e lo vecchiano avanzava. D'oscuro una luce benedetta, una volta scitta, una chiesa mimpera, e Santa Eduzza e fammi la razia di farmi perdonare. Santa Eduzza e fammi la razia di farmi perdonare.
vecchio do capitano, saliato con le sante, subito bestemmiò, chiare de se ne tornò. E sotto la tembussa, na me non l'assaggiai, e gioco mattona, e cane non era amara, e mai hanno la vista venuto, e puro cuore cominciai a pregare. Le lacrime scendeu, e piangevo, e ero assettata, quando me l'apro, una bella signorina, la figlia d'Ovettano, accanto a mia s'aveva assettato. Manco una parola, manco un giato, tutto con gli occhi si dissero, e stia sincero. E ella, la santa, capisci, sto dolore, e sto grande amore, signore miei, le vennole che erano amare, più dolce dello miele, le fece addiventare. Santa e dozza e fammi la razzia di farmi perdonare. Santa e dozza e fammi la razzia di farmi perdonare. Contenta? E ora, bella mia, sai il torrone di Sant'Aida e a così dolci. Sì, signora giornalista, perché le lacrime si mescolano con l'amore di pochi cristiani che ancora credono alle brave. Bella questa storia, Don Simone, la storia del torrone di Sant'Agata. Mi sono commossa a tal punto che mi è venuta la pelle d'oca. Grazie, signora giornalista, grazie. A posto, Don Simone, una storia bellissima. Ora ve ne potete dire. E chi? Perché? Ma non è che? Non posso. Ah, quali? Che poi il caffè ti viene aggasciti e non canti buono. Guardiano, per venire a due anni al bicio. Avanti. Salutati. Dov'è che eravamo rimasti? Mi pare alla pelle d'oca? No, Mimuzza, vado anch'io perché questa storia del torrone di Sant'Agata è talmente bella e commovente che vado a scrivere un bell'articolo. Ciao! Senti, ma aspetta, ma perché non lo scriviamo a quattro mani? Un articolo che viene bellissimo! No, Mimuzza, vado io da sola a scrivere questo bell'articolo sulla storia del torrone di Sant'Agata. Ciao! Ciao! Avete fatto scrivere, vista! Non faccio fuori Dario! Ma non dico che chi me la stanno qua, magari mi interrompeno, ma io che la stavo. Bah! Appunto stagliava le usubu. Oggi per vedere non ci va. Di che? Ma a cui scrivi? Puoi scrivere, ma è fragile. Qua proviamo a salvare una situazione. Sto cercando di pubblicare qualche offerta speciale, vediamo se c'è qualcuno che mi sa la carta e mi ha picchiato. Ma ci pensi? Tutto sta camorrea perché? I due iardini. Non mi montuare più gli iardini, per favore. Non mi montuare questi iardini che è una cosa che stanno tirando un domuno. Buongiorno, scusate, posso? Che tifo? Ah, seconda.
Che fine sta a fare? Che bello. Niente, non li leggi sul giornale. Recensione, cose, niente di giù. La prego, signor Pappalardo, so tutto. Che sai? Papà, e basta con sta storia. Gero è venuto perché ha avuto un'idea bellissima per aiutarci. Ma te che fai? Rallacchi per favore che cercavo. Basta tutto, facci dire prima che pensate ha avuto, poi quando è dopo. Grazie, zio Michele. Avanti, dai, non ti affrontare, diglielo. Pare, non ti affrontare, che niente ti faccio. Sì. Visto che siete caduti in una disgrazia, Sappiamo. per colpa di una recensione, l'unico modo per risollevarvi sarà... Avanti, non affrontare. Sarà una nuova recensione opposta alla prima. Bravo, la minchia. No, No. non è una bella idea. No. È un'idea geniale! Ma non ci viene! Bravo, Addirittura è geniale. geniale! E ditemi una cosa, come l'hai vista scrivere questa cosa geniale? Papà, ma Gero ovviamente. Ma Gero, ovviamente. Lasciate stare che te ne già male, già bene visto pure. Gero. Ma che stai dicendo, papà? Gero sa scrivere benissimo, è laureato in giurisprudenza. Aspetta, non bene. Iaffio, non è che da fare pigliare dell'antipatia per questo picciotto, però No, l'idea, dire che è buona per davvero. Ma da pozione una cosa. Alternativa. Per esempio, sta cosa l'ha vista scrivere Sindia. C'è dire queste cose? Vai, allora, mi sembra preso bene, perché non gli dici quell'altra cosa, dai. Gioia, no, in Dai, questo dai. momento non mi sembra il caso, non è predisposto tuo papà. Para, che niente ti faccio. Visto l'occasione che ho trovato una soluzione per questo problema, Andiamo a dire ancora, comunque. ne volevo approfittare per chiederle la mano di vostra figlia Mirella. Chi capisci? Senti, guarda che fai, cerca di dirmi pure, a mano di Mirella. Papà, Gero fa ormai parte della nostra famiglia. Senti, Bede, vedi che io sogno tuo pazzo. E lui è il padre di tuo nipote! Mirella, non l'avevo capito che eri incinta oppure, Gero oppure Grazie zio! E nemmeno io l'avevo capito all'inizio. Avevo sempre dolore di pancia e credevo di aver mangiato troppo torrone di Sant'Agata. Cerca di dire, non montare questo trono sandato, tu senti che è tuo figlio bello, che è bello, signore miei. Se vuoi da te ride e si mise la cravatta, ma che fai bottini per bottini? Papà, no, Gero è un bravissimo uomo, io lo amo! Sì, che fai tu? Un bravissimo ragazzo, chi sono né a te né a parte. Ma che dici? Dico che ti a scappare di Catania, cosa si sanurata che si? Sei un padre insensibile! Andiamo! Insensibile! Guarda che fai, scriverci un po', Leo! Guarda che fai, scriverci una recensione! Personale scottese e insensibile! È ignorante. Che sta succedendo qua? Che sta Che ci faccio succedendo? sta piccerita? Quale picceretta? Come quale piccerita? Tu niente a caputo! Ma io niente caputo, che succedeva? Che succede? Oh? Che siamo ancora tu non sandaita! Tu senti? Ieri stavo ungendo! Chi tu che c'è? Ah vai, Iaffio. Mi pare che manco tu ci ha buttato candida a tua moglie a lattare. Ma che sta volendo dire queste parole, eh? Ah vai, Iaffio. Se queste tavoline potessero parare... Aspetta, com'è che ti chiamavano? Iaffio ballerino, un reto tavolino. Io sogno cungetta, regina la succhietta! Oh! Ti
preferivo quando eri cettina regina da frittatina. Ma piaciuto, pare che piaciuto siete che ti aspetti e che do babbo, vero? Tua figlia nasciva dopo 5 mesi che aveva retastro. 5. Ma che c'entra? Mirella fu una picceretta prematura. Prematura? Di 4,5 kg. E comunque, io sogno io, io. Io sogno io. E chi non è niente. Dimmi Ruto e mezza via, uso imo non su talia. Bellissima Patrizia, bella, ragione, e questa la condividiamo subito. Un minuto. Patrizia, chi è che te lo era sto cuore? A me non me lo niente. Saccio solo che lì mi Ruto, la sua gobba non sa talia, e tu sì uno che non talia e ti fette l'aucio, ma chi ti dà non ti talia? Ragione, No! Ma che combinasti? Patri! Chi fu? I cucini d'Angelina fece cascare. Ma io da cuccioli si rimetti qua. Sono consumati. Musietta malata a bellissima con tutti i problemi cagliari, questi goccini. Oh, a me non mi raccontare niente, che c'è i miei problemi. Che combinati, Chi è Patrizia? Chi è? Tutti i goccini fece Dammi questi cascare. goccini. Dammi questi goccini. Siamo persi. Io sogno perso. Consuma. Ma che fai, Patrizia? Vuoi picchiare l'acqua, va? Ma quali acqua? L'acqua biniritta? Qui del PT e ci volessi. L'acqua minerale. Ma si può sapere chi sta facendo? difficile. Ma chi è che a fare quest'acqua? Niente, noi trasformiamo problemi in opportunità. Ma come puoi essere? Non lo sa ciò che sta facendo. Ci stanno qua i goccini Angelina. Anticacoliti. Mi chiede. Il suo preferito è. Figlie, ma che bella! Antireumatoico! Capiamo? Michele, ma ti posso dire una cosa? Ma tua moglie quando ti pigliasti? Tendi sto spazio! Lo hai visto che punti da mucca Carolina? Anticacolitico! Ah vai, a più sai cancerina antichedda ipocondriaca. E poi soprattutto ora che c'hanno quasi goccine, ma come ha visto a guarire mai, mi spieghi? Ma voi? Angelina. Io domani non la vuol dire, signori miei, come si tratta di travagliare, è sempre malato. Come sente la canna ora, vuol dire scappa che pare una ceduccio di primo poco. La testa ci piace. E comunque, Michele, hai pensato una cosa. Tua moglie Angelina e mia cognata Patrizia. Mi pare mia che arrivava un momento di licenziare a qualcuno. Che si vicino da Nicchia dei Vicchiaretti. Tanto potremmo chiudere. Sì, ditelo! Si sa che ogni cane fa una sua casa. E poi, gallina vecchia fa buon brodo. Ma non dovere più sei a dire di Io come vuoi? Stai capendo che il nutro mangia e il nutro cucina. Quando me ne vai in cucina, vado almeno faccio qualche cosa. Ma come vai, Cetti? Oh, dove va tuo marito? Lamentuava lo nome. Ma quale nutro da montuato? Quale nome nutro da montuato? Oh, versi sto mal di testa, Cetti. Ma chi sui Ma gioia? comincia di qua, mi gira di che magari lo dico. No, di gioia, o perché di gioia i gocci, o perché di Io, gioia. Belle fresche fresche. Chissà l'ansia, amore mio! Non c'è bisogno che ti picchi i goccini, l'esame ti facessi tutti, sì, per... Chi sto è stress. È un stress. Chissà, a me mi pare che ho troppo travaglio. Oh, che mi state pigliando tanti chiappi. No! No, ti scansi Angelina, no. Mamma. Picchi di sti goccini, picchi di lesta. Hai un cerchio, ma che mi scinci tutto, mi scinci. A cominciare.
Ma chi è ora la ginnastica che sta? Come si piglia qua c'è domani? 1, 2, 3, ansia, via da me. 4, 5, 6, colite, non ci sei. 7, 8 e 9, la cellulite tutta si smuove. Angelina, non per farmi l'affare di me, Dico, ma l'andi cellulite po', che cosa c'entra con colore di testa? Appunto, fatela fare Gedoi a fior. Che c'è, Angelina? Pianavo l'acidità, vero? Che ti vedi vomitare? Oh, io ci mise l'acqua, ti state dicendo. Guarda che ci mise la digina. Questi vaccini mi paiono sani, a tipo frizzanti. Bellissima cosa, la tua minera. Che mi pigliasti? Ah, ci capitavano i vaccini? No, niente, Angelina. Siccome niente, successi niente. Sì. Mentre tu eri fuori Zitti, Patrizia, zitti. mentre tu eri fuori ci ti parlare. Parla Patrizia, che ci capitavano i vaccini? Vedi Togoccini, su più meglio, su potenziate, passavo l'erborista. E poi ti buttavo i goccini nuovi su potenziati. Sì, su sì, più l'erborista. meglio di chi di prima. L'erborista passava, vero? Sì. Non ci sai. Lo sapete infatti che mi stai sentendo magari meglio. Un cerchio di scingeva la testa, Angelina. Un cerchio? Spirio cerchio. Angelina, sai che ti devi dire? Ti stai vedendo mia moglie, sai? Tipo più magra. Un sole sei, Angelina, come quando ne conoscemmo. Un sole. Mamma mia, mi stai sentendo A tipo. Tipo frizzante ti sta Mica, mi stai sentendo tutta frizzante. Graffio. Meglio non ce n'è. Ma come a capire? Dopo prima la nottata che passai. Angelina, com'è che dici tu? Trasformiamo problemi in opportunità. Andiamo a festeggiare. 1, 2, 3. Acqua frizzante. Attinghi te, Angelina! Io non ti capito. Angelina, come schifo di ma che sta facendo? Ma niente, cosa mi sono fatto diventare frizzante magari io? Andiamo se tu non hai all'urto di vomitare. Perché si stia così gentile con me sempre? Tieni, guarda che fai. Amorina, ti preoccupare tua minchiata che stai su, che anzi peggio con te. Guarda. Bonjour a tous les monde. Buongiorno baronessa. Bonjour. Ci un paio di baronessa si accomodasse. Merci. Merci. Mimuzza! Cotta una bruschetta che fa baronessa e magari c'ho la pocanuzzo. Sì, mentre che ci si porta una bustina di Marocos, non si sa mai ci vengono più tu. Chissà cosa gli sarà preso. Avrà avuto un attimo di... Un attimo di fame, baronessa, un attimo di... Non è che si può cambiare solo di pane con maroro. Pocanuzzo, pocanuzzo. Ma complimenti assai per il suo vestito. Grazie. Di classe P davvero. Guarda Patrizia, mia cara, oggi ho indossato un armadio costosissimo. Sì, un pezzo unico di haute couture. Oh mamma mia, ma cosa avete fatto? Mi avete
macchiata tu! No, niente, non succede niente. Niente, baronessa, non si preoccuparsi. Ora che ci pochi borodà come puzza. Non si preoccupare, Laura, borodà con lei sistema. Aiuto su questo borodà. Mi avete rovinato ancora di più! Oh, Baronessa, Ma scusate, s'assittassi. Baronessa, ora se non ci fa niente borodà, caputiamo la lavanderia, non si preoccuparsi. Brava! Sì. La lavanderia. Ora buttiamo alla lavanderia, anzi, diremo chi lava giù voi. Viri. Che ti scemo tutto lui? No, ma via. Ma chi c'ha l'etichetta attaccata? Sta facendo? Sì, baronessa, ma magari una collana l'ava attaccata. Ci volevo finire! Ma viri. Stare. Falla cammare, vedi, sono già i goccini da bossa. I goccini come chi di Angelina, tu sai. Ma magari una bossa l'ava attaccata. Baronessa, ma vuole spiegare questa storia? Non posso. Picchia grappa. Via. Dove la grappa? Lì stai qui, picchia grappa, ci sta. Vivissi, baronessa, vivissi. Parlassi, barone, puntassi. No. Via. Non posso. Vivissi. Cundassi, barone, cundassi. Ci volevo finire. Via. Vivissi. Oh, baronessa, puntassi. Se abbiamo una bottiglia di grappa. Posso. Tanto ormai peggio di così. Non so proprio da dove cominciare. Piano piano, baronessa, a cominciarsi dall'inizio. Beh, dovete sapere che io, quando ero piccola, ero una bambina molto sola. Baronessa, ma che ha cominciato i tempi da vedere storie chi Ma che stai muto, che sogno curiosa. Barone, non scudasse. Si sa che gli uomini sono esseri spiccioli. Guarda, cundassi tutto così dall'inizio, dai. Cercherò di essere sintetica più che posso. Ecco, dovete sapere che io, la baronessa Truscia, unica erede del grande barone Truscia, unica nobile ancora in vita della noblesse siciliana, preziosa ospite dell'aristocrazia parigina e anche musa ispiratrice di grandi poemi di autori bohemienne. Ecco, per farla breve, io sono rimasta senza un soldo. E ora non pago, appunto. E Laucia, e come potti essere? E tutta la storia famosa Tode, tutti i suoi ricchizzi. Tutto finito, ma cher, tutto finito. Dovete sapere che questi abiti che io indosso, così belli, luminosi, gioielli, non sono mica i miei. No. No, io li indosso e li prendo su internet per far credere che sono ricca. Ma poi con una scusa li restituisco. Mi chiamano babba. Ma adesso come faccio a restituire quest'abito così prezioso che mi avete rovinata per sempre? Che siamo tutti sai che lo rovinate. Voi sapete chi sono gli sciacalli? No. Voi sapete chi sono gli avvoltoi? Ma è meglio che sassetta. Sapete cosa fanno gli avvoltoi? Lo sapete? Gli avvoltoi lanano e poi volteggiano sugli animali feriti in cerca di cibo. E certe volte però infieriscono, sì, infieriscono e danno delle beccate Hai legge. per accelerare la morte, sì. E alla fine prendono tutto quello che c'è. Mi può
forza, ma che c'era una grappa? Ci vengono la allucinazione. E se normale era. Umiri che l'indovinelli seppo, un affio. Ma l'avvoltoio la colpì mentre era morente? No. Sì, esattamente, oh, la triste che mi dire, esattamente, esattamente. E comunque... Ma lei chi c'aveva? No, a dire chi tu ne aveva. Ecco, come dicevo poco fa, quando io ero piccola, ero una bambina molto sola. Per drammarci, l'ho trovata dall'inizio, cominciamo. Ecco, vedete, io avevo un solo amico, un cagnolino di nome Jean-Jacques. Sì, Jean-Jacques. Io passavo tutte le mie giornate con Jean-Jacques. Sì, con Jean-Jacques. E dividevo tutto, mangiavamo insieme, dormavamo insieme. E il mio Jean-Jacques, amore, dormavamo insieme. E un giorno un pirata della strada lo investì, a me rimase solo il suo guinzaglio. A rifrescavo? No, un cane. Io non ho accettato quello che è successo. Mi date un po' di grappa, per favore. No, ti sta male. E allora, per difendermi dal dolore, ho cercato di rivivere il mio Jean-Jacques con questo cagnolino di peluche. Vedi questo cagnolino? Arrivi. Non è mica vero! E non ce l'avevo caputo, tu c'hai scelto. Non ce n'è un più. Ma scusa, ti fai accompagnare a sei che sei per favore. Guarda, io mi faccio le cose. E allora io mi ero chiusa in un mondo tutto Ma non mio. vuoi vuoi chiudere. Cercavo comprensione, affetto e poi alla fine ho incontrato due sole persone, due lestofanti, due, che hanno approfittato di questa fragilità e si sono presi tutti i miei denari e tutta la mia fiducia perché mi avevano promesso che avrebbero fatto rivivere con questo cagnolino il mio amato Jean-Jacques. Ma chi ci cantava? Sì, grazie a stare ora se non ha vostri, se non ha... Baronè! Ma no, Cappina, era tutto costo. Baronè! Ma scusate, ma chi ci cantavano queste lestofande a sto canuzzo? Loro mi cantavano delle filastrocche stonate, parole senza senso che facevano un po' così. Voglio dire come facevano? Volete sapere? Come facevano? Volete sapere? Facevano così. Metti le tac, le loro tac, datela bene buono chiù. Senti, fallo tu! Non già faccio proprio più. Sì, ma lo sentisti papà? Mettici un talco boro, talco che ci bene buono più. Senti fallo tu che non ci faccio proprio più. Così, sì. Io non ci stai facendo più e vi metto a testa all'inciù, ma che fanno? Vogliamo mettere a vedere se finiamo con questa faccia? Ma per provarci, baronessa, ma come ci fate cascare con tutti i robbi? Imbrestatevi giunta! Guarda, non ce ne vuoi più. Vedi mia cara Patrizia, quando nella vita si desidera una cosa talmente tanto, le preghiere sono finite e i miracoli non accadono, si è disposti anche a dare l'anima al diavolo pur di ottenerla. Sì. Ma baronessa, ma almeno li avete denunciati? Ma no, ma cosa dite? Sarei presa per pazza, per stupida da tutta la gente della città. Certo, come poteva denunciare? A me perdeva solo bella reputazione, no? Io lo so che ho una buona reputazione, sì lo so, però meglio pazza che stupida agli occhi della gente. E poi ricordatevi tutti bene, in fondo io sono sempre una
baronessa. Adesso prendo il mio Jacques e scusatemi tanto, ma mi gira la testa e non so più cosa fare, vado a casa. Pigliala! Accompagnala a casa, arrivederci, baronessa. Arrivederci. Tutto fatto, papà. Ma che tutto ho fatto? Ma che state le scale? Prendi un cane va premura. Basta. Oh, Michele! Allora Michele, oh. A proposito Michele, sai che ti perdesti? Una bella telenovela. Che fu? Si fa a baronessa Ciuccia, come si chiama? Ciuccia? Truscia. Cioè dice che aveva un cane che c'è un mazzano, ma poi per farlo tornare in vita, c'erano due. Con le stofanti. Bravo, le stufande, che ci ha rubato tutto cose. Ma fa nel peluche. No, gli due, Michele. Va precisa Comunque ci ha rubato tutto cose. Attenti a voi due. Cacù si fa meraviglia, ci casca caviglia. Attendo. Io qualche volta si rompe sta caviglia, sono poi io. Comunque, Michele, la posso dire una cosa. Come potresti abissare questa situazione invece? Ma Fiuzzo, come a fare? Siamo rovinati. Una cosa volta. Possiamo provare a pubblicare qualche coupon per un pranzo a 4,50 €. Questo capivo, un coupon non lo capivo. 4,50 Buono, €. buono. Mangiare. Comunque, a 4,50 € che ci potessimo fare? Piatto di cannaruzzone casassa, senza ricotta salata e molinciane perché non si può accattare più. Poi, dopo dare, si potevano mettere in dolce salsiccia senza volere. Bravo. Comunque, sai che ti dico, mi chiede una situazione, forse che ci vuoi. Io con me che ci cangiamo l'insegno. E non si ne parecchio. Hai ragione. Ci potremmo mettere È davvero? i frati salesiani. Mi chiama a fare di Michele. Oh, ma non battuta! Oh, ma non posso dire niente! Affio! Ma battute! Affio! Buongiorno. E buongiorno. Noi cercavamo i frati. I frati Pappalardo o i salesiani? Salesiani. Aspettate un attimo, va. Alfio! Michele! Ci sono due che vi cercano. Michele, tutti stanno parlando, vai, ci vuoi? Alfio! Michele! Ci sono due che vi cercano. Forse che capitiamo in un momento sbagliato. Torniamo altra volta, magari. No, ma che dite? Ma accomodatevi, anzi, prego, ma voi... Ma voi chi siete, scusate? Noi chi siamo? Voi chi vorreste che fossimo? Guarda che fai, Michele, io non c'ho da pacizia che è il momento dell'indovinello. Ma no, signor Pappalardo, cosa dice? Noi non vogliamo farvi perdere tempo con stupidi giochetti, soprattutto perché tempo è denaro, cash. Noi, anzi, vogliamo offrirvi direttamente soluzione di rebus. Soluzione. Michele, che fai sempre in tempo a dirci che siamo in frati salesiani? Accomodatevi, prego. Sa, è che stiamo attraversando un periodo un poco difficile, diciamo così. Noi sappiamo. Lo sappiamo. Io invece non te sapendo niente. Si può sapere così, a soluzione o rebus. Noi abbiamo chiave. La chiave. Ma chi è che aveva il nostro gabinetto? Ah sì, ancora a casa, sì, una chiave.
Oh, sogno d'accordo, la vuoi licenziare? Meno siamo e meglio stiamo. Appunto. A parte che gli idee la nostra chiave, giusto? Ma poi si può sapere di quali chiavi stiamo parlando. Anche io momento di sucare l'uovo di curioso. Quello che bene c'è Angelina. Ecco qua. Sì. Chiave. Qui dentro c'è la soluzione che di nuovo aprirà porte di vostro ristorante che tornerà agli antichi splendori. Agli splendori. Interessante, interessantissimo, vero. Ma esattamente, no? Che cosa ci sarebbe scritto in questo preziosissimo foglio di carta? Ma ancora quando ci staranno a chiesa? Recensione. Ma non vede che su tu prestigiatore. Ah, zio Pappalardo! Ehi. Stiamo calmi. Stai calmo. Vedete che troppo fumo annebbia occhi. Faccio solo chi sapere. E occhio annebbiati fanno perdere di vista alcune cose, come dire, importanti. Mi chiama Patrizia. Non vai a sette, tutti i piglienti non trombano a mano. Signori, adesso è giunto il momento di presentazioni ufficiali. Noi siamo social manager. Social. Ghost writer. Ghost. Volleys have haters. Hater. Ehi! Allora, parliamo un compatore potabile. Graffio, capare tutto, così Ma poi anche un maggio. senza avuto a chiedere, di essere cortese con gli ospiti. Gli haters fossero chitti, canzotteno, all'auce sopra internet, ok? A voi. Ah, di bastarsi. Esattamente. E itti, a quanto dicono, fossero a police. Scusate, ma police nel senso che l'arrestate? Noi neutralizziamo. Devo combattere, tu papà. Ci mancavano sulle gobbasti. Ma cosa dice, signor Pappalardo? Noto con immenso stupore che nonostante tutto voglia di scherzare non vi è ancora passata. Cara mia, se si finisce da ridere, ogni guaio può diventare l'ultimo, non sapete? Ma comunque noi non siamo venuti per questo. Noi siamo gli esperti di web. Noi siamo maghi di etere. Noi conosciamo tutti gli ingranaggi che vi permetteranno di ripulire la vostra immagine e risanare vostra reputazione irrimediabilmente compromessa. Irrimediabilmente. A te la faccio io. Comunque, io non ho caputo niente, Michele, però forse una cosa c'è guai. Che ti fossero gli dirà a chi gli piacciono a coppie di dita. Bravo, signor Pappalardo. Si tratta proprio di vera e propria battaglia. E noi E noi la vinceremo.
perché abbiamo arma segreta di potenza atomica. Vuole sapere quanto è prezzo di nostro travaglio fino? Appunto, quando fosse sul travaglio fino... Ne vedo buone queste. Ah, Michele, si può fare l'affare. Dite che sa che è una cosa nella testa, dopo vuole 5%, io ho pagato 0. Fattibilissimo. Dunque affare fatto? Subito, aiutamone. Assicuro la chiste, vai. Fai firmare. Qui da parare. Prima tu. Ma voltino, te ne chiede. Ti vuoi ne chiede che ti ammazzo? Quale sarebbe sta arma atomica? Scusa, ma... La giusta recensione. Bene, bene, bene. Nostro compito inizia adesso. Torneremo prossima settimana per ritirare prima provvigione. Abbiamo trovato la soluzione, ora scriviamo la recensione. Nella confusione ci intaschiamo la provvigione. Che non c'ho d'ora da ginnastica. Mi chiedo, posso dire una cosa, però io sto motivetto, l'hai sentito a qualche posto? Appressa canna, l'ora o sentisti, trallalla? Appressa canna l'ora. Affio, una parola io. Non da assediare, però esattamente noi due. Poi, ancora. Ma che fermiamo? perciò dire che dura che fuori ad una donna e mi dice mi che fermiamo. La nebbia è di oro. Guardate pure per qualche Affio, ma tu vai con mia per oggi. Ma non ti posso dire niente, Affio. Affio. Buongiorno. Buongiorno. Prego, accomodatevi, ti prendo subito una sedia. Buongiorno. Buongiorno, cara sindaca. Sì, certo, un caffè. certo, arrivo subito. Buongiorno, cara sindaca. Niente, vieni qua, guarda, non so cosa dire, sono io, vieni qua. Mia mozza, buongiorno, ma che sono contento. Pipino, hai visto che bello? Niente, da lì, guarda chi cerca, non so vuoto, lo da lì, Sì. Sogno contenti, e quando sogno contenti, in questo periodo, che c'è di più bello? Di vedere le cannellore passate. E allora ce la vogliamo fare, la cannellore, vai! Quando è contente, oggi lo mio cuore, quando vede stati, vedi cannellori, piccare catanisse, fare moddare, cadendai questa sa festeggiare, naga cannellora, naga cannellora, naga cannellora, naga cannellora, ci sono i picciari, fuori i canchieri, ci sono i fruttaioli, fuori i fumaggiari, cane corrono sopra le strade, mettendo allegria, le piccericche, naga cannellora, naga cannellora, naga cannellora, naga cannellora, quando ricordo il verde, vanno cantando, che c'è stato il cappello, giro a come nanno, cara di San Giuliano, mi vuoi salutando, s'andai da Trangazio, campana un Giovanni, naga cannellora, naga cannellora, naga cannellora, naga cannellora, cittadini abbiamo s'andai! Grazie, non posso!
Simone, tutto a posto, sempre bravo sei. Ora me ne puoi dire. Che chi è? Che vi è preso? E qui è una moda, non potevamo dire, e niente mi guarda, mi muoio. Ti rischi che poi il caffè ti fa bene ragazzi e non canti buono. Va bene, va, capire. Oh, Ianga non so cosa, avanti, per Pinedo. Guarda, sogno contenti, avanti, forza. Ti salutai, ciao Michele, Arrivederci. Arrivederci. C'è stato un spettacolo bellissimo, Don Simone. Oh, cara sindaca! No, Piuccio. Sono contento di averla qua. Anch'io. A quanto pare è completato. Anch'io sono molto contenta. E poi tu lo sai che vi voglio bene a te e a Micheluccio. E quanta stima profonda che provo per voi. Avanti, a dopo. Ci vediamo un altro giorno. Arrivederci. Mi pareva che avevo cicolla. Amici carissimi, bentornati. Bentornati. Ho apparecchiato un tavolo, prego, accomodatevi da questa parte. Mimuzza! Portici tu belle semifreddi ai nostri eroi, così si ritemprano dalle loro fatiche. Papà, chi fa? Vuoi magari tu se mi freddo turruni? Ma le turrone a me niente mi a portare, anzi, voglio il grappino. Due grappini che c'è da festeggiare qua. Bene, bene, bene. Noto con immenso piacere che col nostro lavoro certosino vi abbiamo riempito di nuovo il locale. Sì, vero. Sì, era un sacco di tempo che non si vedeva così, chino come nuovo, decino. Però, ma da spiegare una cosa, poi dico io, com'è possibile che una cosa è scritta a gioco, queste cose che dici tu, altri, web, chicchi, indacchi, diventa per dire più importante di provare con mano, cioè nel tuo caso cavucca, va. Mio cugnato vuole dire, ma come può essere che il fumo diventava più importante dell'arrosto? Mimuzza! Ma che fai? Lo pigli i soldi? Sì, aspetta. La prego, signor Pappalardo. È volgare chiamarli così. Alfio, ma sei volgare, mi fa fare malacumbassi che cristiani. Come se ne chiamare? Come si chiama? Come se ne chiamare, scusa? Cash. Mimuzza, te che fai? Pigli i cash. Ma quali casci, papà? I cash dei cash. Ma che sono i casci dei cash? Muzza, abila.
5% di incasso. E siamo ancora a prima settimana. Pieta, ma non ti ho visto niente. Così, poi che sono contento. Ci sta piacendo. Il 50! Avevamo detto! Il 50%. Poi, il 50%. Anto, mi volevano fare l'elemosina col 5%. Uscite subito tutti i soldi che avete, altrimenti... Altrimenti? Assassini! Usura! Eccomi. Sono levato tutti i coffi, mi ha avvisato Mirella. E tu chi essere? Ma io Io sono il dottore Gero, il figlio del comandante Cirivedo e futuro maresciallo di questa città. Lasciate in pace questa brava gente, onesti lavoratori, o se no vi consegno alla giustizia. Gli va di chiamare questo infame Munini. Ma non finisce qui! La pagherete! Ci vendicheremo! Ah! che affare! Ma magari oggi, mi salvavo. Questa volta sono stato veramente bravo, sono entrato nel momento giusto. Occasione mi pare a mia che c'è sia un momento giusto. Buonecchi mi pare che a mia. Almeno oggi faccilla passare. Ma poi ho sentisse da un parente col futuro comandante della città. E Gero sta anche studiando per il concorso di maresciallo? Beh, ma allora siamo da una botta di ferro, grande Gero. E che me ne faccio di sta botte di ferro? Non c'è né giustizia per queste cose. No. E poi dopo c'è una cosa, siamo sicuri che ci riesce a mettere i cimanetti chi sono? La recensione. Bravo, e chi sono? Papà, ma mia forse mi viene un'idea. Ragazzi, falla parare a me, mozza, dai. Tanto che scrive in mezzanotte non può fare. Oh, ma grazie a tutti fa stima comunque, ah. E in ogni caso, la mia idea sarebbe quella di scrivere un grosso articolo. Senti, ma Muzza, avevi ragione tuo Pacci, tu non già fai incucchiare due parole, come hai visto da scrivere quest'articolo, ma grazie mamma, magari tu c'hai una stima. E comunque, non sarei io a scrivere questo articolo. Sì. E come foste, sentiamo. È Benedetta Padovano. A giornale, a dottore Dalofio. Affio, a mia non mi accontare più niente. Benedetta Padovani. ma voi che darei a Gini? Vi stai avvisando a tutti i pari. Sai pirucciarsi ricca ingia, ci rumba la testa qui, sta coccolino ci viene. Oh, guarda che Benedetta è una brava carusa. Certo, tutta recensione sbagliavo a infamare era così. Ma in ogni caso sono sicura che si vuole fare perdonare. E poi è una carusa onesta e appena saprà a storie di Rirule e Stofanti vorrà fare luce su questa vicenda. Luce ci faccio io chi sta andata a testa. No, voglio vedere manco una fotografia chi sa. E comunque vi vediamo di spazio. Aspetti, signor Pappalardo, non si faccia annebbiare il cervello dalla rabbia. Forse Mimma stavolta potrebbe avere anche ragione. Racconta, Mimma. Meglio che la racconta la mia amica. Oh, mon Dieu, succede? Mi sa ammazzato. Non è esa cosa se rompi un magari. Si sta sentendo male. Cosa è successo? Sittassi. Non c'è in bicchieria. No, piglia aggrappa. No, senza aggrappare ci voglievi. Vivissi. Li ho visti, li ho riconosciuti, sono loro. Il cerchio si è chiuso.
scuso. Baronessa, ma di quale cerchio stiamo parlando? Oh, mio caro Alfio, la vita è un cerchio. Nulla accade per caso, tutto ha una sua logica. Sì, baronè, però a parlare di logica annuaggi. Ma poi, ne hai capito? Ma qui hai capisti? Li ho visti, li ho riconosciuti. Sono loro quelli che mi hanno rovinato. Quei due che sono usciti adesso dal vostro ristorante. Sono loro i due restofanti, quelli che mi hanno rovinato. Stanno parlando di chi di fregano magari No. Ma chi va detto io però, che l'indovinelli servono? Non lo so voi. Gli avevi ragione, mesoro, però. A picchia. Infatti, gli avevi ragione, perché tu pensavi che per essere fregato una va a essere babba. E invece tu che ti senti tutto ubriaco e tutto spetto, non stai fregato magari tu. Tu capisti? Ah. Adesso tutti in silenzio perché state facendo solo confusione. Baronessa, se la sente di testimoniare che mandiamo quei due lestofanti in carcere? Ma certamente. Andiamo. Io sono pronta. Andiamo, Mimuzza. Sì. Chiama la tua amica blogger e digli di scrivere un articolo bomba. Andiamo. Oggi che sogno contenta mi stai a cacciare. Io rubo babbo, da denita, da gravata. Andiamo. Ma sai che stiamo ragionando? No. Oh, Don Simone, Pippino, ciasiti. Oh, mia mozza, ma può essere mai? Vuol dire una pinna più potente di una pistola? Già, Benedetta, smettiamo pubblicamente a dire un restofanti. È buono, figlio. E io, mia mozza, visto e considerato, che per me queste sono donne divine, ti voglio cantare l'inno a Santa Iuduzza, che mi cantava mia nonna quando era piccolino. E inno a Santa Iuduzza. Per Penello, grande sempre. Sandaita, e mi sandalo piano, con la spada a mano, che manda la città, e tutti i vigilanti che scendono a Catania per dire la sandaita, lo popolo che c'è lo capo maggio, sopra la vara, che suona la campana, e passa a città, e tutti i cittadini che faccio retta all'aria, che fanno una sandaglietta, e ciumba mai, e ciumba mai, e ciumba mai. Siamo tutte davanti tutte, cittadini, e abbiamo la sandaglietta, Bravo, Don Simone. Guarda, mi viene dopo. Sì, e ora ve ne potete dire. Non so vuota. Oh, ma c'era impazzire. Va bene, mia mozza, l'importante è che ora è ritornato il sereno. Sì. Siete sereni? A me questo mi interessa. A me non cambiamo, qualche spicciolo. Per tenere, amico. Va bene, avanti. Buona giornata. E salutare, mia mozza. Alla prossima. Salutiamo papà. Papà. Bonjour a tout le monde, questo sì che è un buongiorno. Voglio un bar di palle, sempre. Cari amici, finalmente dopo anni di ristrettezze e di vergogna, finalmente ho ricevuto tutto quello che mi è stato tolto. Grazie anche alla tua amica giornalista che ti prego di ringraziare per me. Si sa. In questi casi, se la stampa non dà risalto alle tragedie, anche lo Stato se ne disinteressa. Grazie veramente, un bellissimo giorno, finalmente questa felice conclusione mi ha permesso di avere tutto quello che mi è stato tolto. Grazie. Sono contenta, baronessa, la ringrazio. In effetti, modestamente, ho avuto veramente una bellissima idea. Ma, baronessa, un neoganuzzo. Oh, mio amato Jean-Jacques,
Sapete, la lieta conclusione di questa situazione ha fatto sì che io abbia rimosso il dolore per il mio Jean-Jacques, dandogli degna sepoltura nei miei ricordi. Ah, bravo, vedi, a Barmissa guarito. Però adesso, prima di salutarvi, ho una bella sorpresa per voi. Ogni tanto. Guardate chi vi faccio conoscere. Vieni amore, vieni. Guardate. La mia adorata Jacqueline, una dolcissima gattina con la quale dividerò tutte le mie giornate e poi anche meno impegnativa di Jean-Jacques. Amore, amici, Jacqueline. Fai ciao, amici. Fai ciao, miau miau. Miau miau, mes amis. Bon au revoir. Au revoir. Vabbè papà, ma d'altronde conosci tu, non è che mi muore riguacciato. Scusacci. E comunque devi fare i complimenti a te davvero. Hai visto una bella pensata, finalmente sogno contento. E magari Gero, Gero alla fine si è levato veramente una persona brava, a posto. Allora che fine fecero gli stufanti, papà? Di Gambastasi. Chi ormai stanno venendo non ce la cisci. Ma che era da lì uno, papà? Ma mi mozza, niente di imparato, ha un po' di poesia. Che ti potessi dire? Che c'entra, papà? Qualche cosa mi insegnasti? Meno male. Tipo? Mi insegnasti l'amore per travaglio, la famiglia, un rispetto e poi mi insegnasti la cosa più importante di tutti. E quale fosse? Mi insegnasti con zio a giocare a tivitti. Cioè, giocare a tivitti è la cosa più importante. Vai, mamma, io che mi ho voluto che poi sono cangiato. No, papà, io ti stai dicendo che tu mi insegnasti a giocare a tivitti a mia e io ci insegnai a giocare a tivitti a Ida. E dopo? Benni, papà, giornalista. E perché ti insegnasti? Una cosa ti dico, non fai mai niente, ti dico una cosa stupida. Appunto, tu mi dicesti che ce l'avevi insegnato. Sì, ma ho capito, ma così tu dici, no? Vabbè, mi dicisti. E qua, nel ristorante, quando era chiuso, ci insegnai. Andando al ristorante, quando era chiuso, tu invece di dire. Buongiorno. Buongiorno signor Papalardo, buongiorno Mimuzza. Se ne stai chiedendo, sta battendo. Ma te che fai un ufficio bello caffè, dai, forza che se ne stai chiedendo. No, io rimango qui signor Papalardo. No, non se ne stai chiedendo, chi c'è qualche torneo di tivitti nella città? È venuta per chiederti scusa di persona, papà. Sì. Signor Papalardo, le chiedo scusa per il dolore che vi ho arrecato a lei e alla sua famiglia, Sì. ma spero che mi sia fatta perdonare. Certo, non si preoccupasse. Però dico, io non riesco a capire come può essere che uno una mattina si susi, scrivi 4 parole sopra che poi era internet, mi pare, e cominciano a imparare. Sarà che zio ti insegnò fino a guerra. Ci mette una fotografia, dove ci mette una fotografia, e rovina una vita di un povero cristiano. Vabbè, papà, Benny ha capito, ti ha detto, ti ha chiesto scusa di persona. Sì, ora sai che avessi a fare la mia cosa. Avessi a scrivere un altro bello. Scritto? Sì, no? Sì. No, invece c'è scritto il circo io. C'è scrivere invece che un cristiano qualunque una mattina si susa, non pensare da così senza fare niente. Gli rovina, ripeto, una famiglia. Ti dispiace? No, ma ora ho fatto caffè, se no. Papà, io ti stavo spiegando che ci insegnai a giocare a tivitti e poi mentre ci insegnava ci offriva qualche caffè. Sì, signor Papalardo, Mimuzza, una ragazza veramente ospitale. Per queste cose noi ci siamo ospitalissimi. Guarda, ci porti sto caffè per fuori che se no va. E poi papà, un caffè solo uno stomaco fa puttusa, perciò ogni tanto ci offriva magari qualche cosa ruci. Sì, la Mimuzza, una ragazza veramente ospitale. Io ci tengo ospitale, io. Ci fai sto caffè, io non manco tempo che se ne sta dietro.
Ti sta pigliare il Torino, c'è che fare? No, rimango qui, signor Pappalardo. Ma rimane qua. Sì. Le posso dire una cosa? Sempre domande. Io le volevo dire che tra un caffeuccio e un pezzettino di terrone, io e Mimuzza, se siamo innamorate. Scettina! Scettina! Lo dicevo io. Scettina! Che succede che mi chiami sempre? Che succede? Un durone, dici. Ma che sta facendo così cose? Mi stai avvelenando. Ah vai, che sta niente di fanno, posili. Ah vai. Affio, chi dai è tua figlia? Che ti da magari? Io sanno roto sanno. L'altra volta, Ligina bella cosa, no giornale rimesso a Patrizia. Perché minchiata è pagliese? No, invece c'è la scritta una bella frase. I genitori devono essere affidabili, non perfetti. I figli hanno a essere felici e non farci felici. Ovvio. Mimuzza! L'ha fatto solo! Mirella! Vieni! Chiamo magari a cosa dottore! Chiamo il dottore che va a fare festa! Andiamo a pigliare dolci! Raga, festeggiamo! Michele, che mi stamattina Ah, feci d'olivetti di Sant'Aida da stamattina, stai a pigliare! Festeggiamo! Figli miei, anche in famiglia, a posto! Mi chiamo l'Olivetti, mi chiamo! Olivetti, Ah, ci sono olivetti freschi, ci stanno ma che hai fatto lui? No, te li fatti! Non ti piccate! No, dai! Mangiamo sto Olivetti! Olivetti! Buoni! Don Simone! Don Simone! Se mi chiesti tu bello Olivetti che oggi è festa in sta casa! Grazie. Sono andato a sedere. Non voglio né olivetti né biscotti. In ogni strada, in ogni famiglia, in ogni casa non c'è festa se non c'è l'odorone sandaio.